e sarà il Barbellini in completo bianco a dare il calcio d'inizio via questa finalissima Krese League. Pubblico degno di una finale qui al Krese Village di San Luigi. Possesso per il Barbellini. Ricordiamo 3 giocatori tesserati schierabili in rosa, 2 contemporaneamente in campo, chiaramente da ambo le parti. C'è Kostic adesso, bella la sponda per Barbagallo, campo di spazio, il mancino! Dagnolo, primo intervento di questa finale, poi Tiziani per rialimentare, si chiude il Barbellini. Forcing immediato di Pier 040 Group, Gossi, la finta di Mancino, la palla passa, la spara via in tribuna. Si rimane 0-0 in questa finalissima Krese League. Sì. E ora attenzione ad Axia perché il pallone passa, il mancino che sfila alla sinistra di Jacopo Ferrante, calcia non benissimo qui Nesima Axia, comunque opportunità per il Barbellini. Ferrante che la controlla con lo sguardo, la battezza fuori ma rischia qui Pier 040. Adesso Spahiu riesce ad andarsene di forza, Spahiu, il tocco per Pacarizzi che affida ad Axia, si salva stupendamente Jacopo Ferrante e questa sì è un'azione veramente da sottolineare. Subito contropiede però di là c'è Francini, il tunnel a Pacarizzi, l'apertura per Ruzier, ancora Francini che dice calma, c'ho la palla io. E adesso grande interruzione di Francini che parte all'avventura in contropiede, sono in 3 di qua, Francini arriva fino in fondo, Dagnolo la tiene lì. Aveva 3 compagni a rimorchio Francini, però era lanciato in corsa. Perde banalmente palla, adesso il Barbellini, Francini, sinistro. E grandissimo intervento di Dagnolo, Ruziera a terra, si continua. Grande giocata improvvisa di Francini, grandissima parata di Luca Dagnolo. Non c'è un attimo per pensare, palla di nuovo buona per Pier 040 Group. E lo ferma, ancora Sava Kostic. Decisivo nel disturbare l'incedere del numero 9, ora riceve palla da Costa, squadre un po' allungate, c'è Francini a destra. Può andare a puntare il diretto avversario Francini. Bello il tocco per Kostic che ha un pizzico di spazio, ancora Dagnolo. Di pugno si oppone, pallone nel 7, lo toglie e quindi ancora 0-0. Sta salendo di tono la prestazione di Kostic che ha arretrato la sua posizione in campo, gioca alle spalle della punta che adesso è Ruzier. Si aspetta l'eventuale segnalazione di recupero di Matteo Royaz, partita velocissima, molto fluida, qualche fischio per carità, ma insomma Tiziani ora arpiona un pallone stupendamente, complicatissimo, grande aggancio, ha fatto la cosa più complicata e a quel punto ha perso un tempo di gioco per servire Francini. Primo tempo nonostante lo 0-0, davvero bellissimo, tutta da gustare la ripresa. Vittoria del Krese League, chiaramente ancora da stabilire, da decidere. Siamo già pronti per ricominciare, secondo tempo di questa finalissima Krese League, in possesso palla Pier 040 Group, opposto al Barbellini in completo bianco, 0-0 dopo i primi 25 minuti di gioco. Chiusura di Tiziani, non c'è Tiziani un decisivo, Tiziani davvero decisivo, qua era anche molto difficile, fuori equilibrio. Cafesciolli può caricare il destro da lì, ci prova! Paratissima di Ferrante, intelligente la finta di Sain Bogdani. E ora occhio a Ruzier per Francini che prova ad accelerare, Francini il pallonetto, idea davvero superlativa, manca di poco il bersaglio grosso, 0-0. Non se l'è sentita di andare col destro, ha tentato la soluzione di Fino col mancino, palla che è uscita di 1 metro sopra la traversa. A rimpolpare il muro mentre qualcuno qui perde le corde vocali, tra un secondo. Parte Barbagallo con un po' troppo anticipo, il tocco per Rusciti e c'è la rete del Barbellini. Minuto 12 del primo tempo, il tocco a creare lo spazio, rasoterra imprendibile, Rusciti, 1-0 Barbellini. Gliel'ha toccata Arslani perché credo fosse calcio di punizione a 2 Emilio, l'arbitro aveva il braccio alzato, quindi punizione indiretta. Arslani, tocco per Rusciti. Ancora i blu in avanti, ancora secondo palo, ancora Costa, Barbagallo di testa. Dagnolo la fa sua, ora occhio al potenziale contropiede, c'è un 3 contro 2, tocco per Sain Bogdani che non la controlla, c'era Axia di qua che già voleva il pallone sul mancino. Ferrante subito pronto a far ripartire Barbagallo che supera la metà campo, prova ad andarsene con le leve corte, Barbagallo sinistro, parata salva risultato di Luca Dagnolo qui, davvero grandissimo intervento.
Occhio al corner, tutti in area a saltare tranne Nettis. La battuta corta per Barbagallo che gioca di sponda. Pallone dentro tesissimo, sono in 3 contro un solo giocatore. La rimessa tesa di Kostic col tacco prolunga in maniera pericolosa qui il Barbellini. Rovescia Tiziani! Dagnolo a evitare un clamoroso autogol. Ancora riflesso veramente stratosferico di Luca Dagnolo. Iniziato in questo momento, poi vedremo il recupero. Francini va da Tiziani, secondo palo, attenzione a Ruzier, Barbagallo la rete! E c'è la rete del pareggio! Pier 040 Group che trova il pari al minuto 49 e 20 secondi. Grande giocata, grande sponda di Ruzier, Barbagallo, stop e tiro da 0 metri. Tutto da rifare per i Barbellini. Ha scelto il momento peggiore la squadra del Barbellini, che l'avevamo detto non è capace di gestire il risultato, di difendere, preferisce attaccare. In questo caso ha perso l'inserimento di Ruzier puntuale, ottimo l'assist in mezzo. Bravo anche Barbagallo a farsi trovare pronto per il tap in dall'interno dell'area piccola. Tutto da rifare, 1-1, supplementari in vista. No, alla fine il cambio non si fa. Prima sembrava Francini, poi Nettis. Alla fine Gossi resta sul cubo del cambio ed entrerà probabilmente per il supplementare. A fil di sirena, per usare un gergo cestistico, pareggia Pier 040 Group con Barbagallo e quindi 2 supplementari da 6 minuti ci aspettano tra poco. Uno a uno la situazione. Ha aperto e Rusciti, ha chiuso nel vero senso della parola Barbagallo all'ultimo minuto trovando il pareggio. Controlla con Arslani alle spalle, va lungolinea per Gossi contro Mehmeti, sinistro, missile terra aria di Gossi, angolo 0 ma aveva centrato lo specchio, bravissimo anche a difendersi Luca Dagnolo. Ci aspettavamo il cross per Kostic, ne è uscita una botta. E nel dubbio ha fatto forse la cosa più giusta. Barbagallo, il destro, che scende anche con buon tempismo, non inquadra però i pali della porta dei Barbellini. E ci fa apprezzare anche un bel volo di Dagnolo, che nel dubbio è andato a controllare l'incrocio dei pali. E adesso la risposta dei bianchi che però perdono palla e Ruzier la riconquista. Kostic, ottimo il controllo, bella la finta di Barbagallo a mandare fuori Giri Cafesciolli, tocco dentro Kostic, super Luca Dagnolo a impedire il 2-1 del Pier 040 Group. Giocata splendida di Barbagallo, parata ancora più splendida di Dagnolo. Barbagallo bravissimo nella finta di corpo. Ancora Tafilai. Samir Arslani ha un po' di spazio per il mancino, lo prova da lì. Jacopo Ferrante, spettacolare ed efficace, la toglie dal set. Che conclusione di Arslani, senza ritmo diremmo in termini cestistici, perché era praticamente da fermo, è riuscito comunque a imprimere potenza al pallone. Passo cadenzato, la porta avanti veramente come un carro armato, a sfondare ogni barriera difensiva, la tiene, non c'è più tempo, aveva calciato peraltro fuori. Inversione di campo e si andrà in pochi secondi al secondo supplementare, per il momento ancora 1-1. Siamo ripartiti col secondo supplementare, 6 minuti per scongiurare i rigori, 1-1 la situazione. Carica subito il mancino, difficile, Nettis preziosissimo come sempre a metter fretta. Pallone ancora giocabile però, Axia! E c'è la risposta alla garella di Jacopo Ferrante che salva il risultato. Nel traffico ha fatto passare questo pallone Axia, ora Costa imperioso in anticipo, prova a ripartire. Restano in 2, parte Axia, il suo mancino! La deviazione fondamentale di Ferrante, che adesso sì viene chiamato in causa, seriamente. Carico di veleno il mancino di Rusciti. Occhio a Kostic, la sua rincorsa, la punizione bassa, murata dalla barriera, c'è Francini che può riprovarci col sinistro! Dagnolo, altro super intervento di Luca Dagnolo. E i compagni si complimentano con lui, almeno 3 parate d'altra categoria di Dagnolo, signori. Adesso la sponda di Spaiu non passa, facile per Ferrante,
Occhiata al cronometro di Royaz, vediamo se c'è tempo ancora per l'ultima offensiva. Barbagallo supera Axia, ancora Barbagallo, il pallone dentro, palo clamoroso e termina qui beffardamente la partita. Il palo di Barbagallo, l'ultima emozione di una finale da applausi, signori. Il titolo Crazy League 2017 si deciderà ai rigori. Incredibile, il pallone ha colpito il montante esattamente nel momento in cui scoccava il 6° minuto del secondo tempo. Si va ai calci di rigore. Parte la rincorsa, il suo destro centrale e respinge Luca Dagnolo, che continua con la sua serata veramente memorabile. Ha scelto la soluzione di potenza centrale, Dagnolo si era tuffato alla sua sinistra ma ha allungato il piede e ha respinto la conclusione, potente ma bassa. Adesso Cafesciolli contro Ferrante, parte Cafesciolli che chiude in maniera vincente l'interno destro, in vantaggio dopo la prima sequenza il Barbellini. L'ha intuita Ferrante ma palla alta sotto la traversa verso l'incrocio dei pali e ora peso importante sulle spalle di Nettis. Abbiamo Nettis sul pallone contro Dagnolo, parte Nettis, rigore impeccabile, va a spiazzare il portiere. Dagnolo ha scelto lo stesso angolo di prima, stavolta spiazzato completamente dal numero 4, uno dei migliori in assoluto di questo torneo, di questa league. Ora attenzione. Nesi Maxia contro Jacopo Ferrante, secondo rigore della serie. Parte Axia, intuisce ma non devia Jacopo Ferrante, 2-1 per il Barbellini dopo il secondo giro di rigori. Fondamentale la soluzione rasoterra perché aveva intuito anche qui Ferrante ma non c'è potuto arrivare. Secco il mancino di Axia. E ora Francini contro Dagnolo, sistema con gran cura il pallone Teo Francini, il suo sinistro, finta di aprire il piattone, lo chiude all'ultimo, Dagnolo quasi immobile, rete del 2 pari, terzo rigore però del Pier 040 Group. E ora sono curioso di vedere che soluzione adotterà Mehmeti, è Spahiu, scusami, il centravanti del Barbellini. Driton Spahiu contro Ferrante, parte la rincorsa, parte il tiro! Intuisce ancora Ferrante ma non devia per questione di millimetri, 3-2 Barbellini. Sfortunato qui Ferrante perché si era allungato bene, l'aveva intuita però angolatissima la soluzione di Spahiu, non ha colpito neanche pulitissimo, ma tant'è. Ora tocca a Kostic. Sava Kostic contro Luca Dagnolo, quarto rigore della sequenza. Parte Kostic, il suo destro, rasoterra, spiazza Dagnolo, perfetta l'esecuzione. 3-3 la situazione. Ora sì, c'è Mehmeti, altro giocatore particolarmente fisicato del Barbellini. Berard Mehmeti contro Ferrante, parte Mehmeti, traversa la palla, non dovrebbe essere entrata. È gol? Cerchiamo di capire. No, non è gol, non è gol. E allora parità, parità dopo il quarto rigore. Praticamente siamo già ad oltranza. Così. Situazione sul 3-3 e adesso Ruzier col quinto rigore. Parte il suo destro, fuori, calcia fuori Ruzier. Rusciti ha sul mancino la palla che vale la Crazy League 2017. Harry Rusciti contro Jacopo Ferrante. Quinto rigore, vedremo se sarà quello decisivo. Parte Rusciti, il suo mancino, spiazza Jacopo Ferrante, il Barbellini conquista ai calci di rigore la Crazy League. Qui intanto due deficienti, mi permetto di dire, che scavalcano la rete andando a festeggiare con i propri beniamini. Davvero monumentale Dagnolo, Rusciti mette il sigillo a una finale straordinaria. Grandissimi applausi anche a Pier 040 Group, Walter. Bravissimo Emilio, complimenti al Barbellini, ma tanto onore delle armi a Pier 040 Group che si aggiudica il secondo posto di questa Crazy League. Grande equilibrio durante tutti i 50 regolamentari, i 12 dei supplementari e anche nei rigori. Alla fine un solo gol di scarto decide questa finale. E adesso si alza subito il trofeo, visto che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook di Crazy Cup. Chiaramente la grande gioia
dei vincitori, la grande delusione e lo sconforto degli sconfitti. Poi quando perdi ai rigori, dopo aver sfiorato per 1 centimetro la vittoria ai supplementari, davvero brucia ancora. Bella anche l'immagine di Pier 040 Group, tutti i giocatori che vengono a ringraziare i loro supporter qui in tribuna. Applausi meritatissimi. È bello anche il 5 ad Agnolo, che si sentirà un po' le sue adesso da Pier 040 Group, perché ha salvato tutto quello che c'era da salvare e anche di più. Foto celebrativa per il Barbellini. A centrocampo i vincitori della Crazy League 2017.